Simone Zaia, di attualità sto fatto che bisogna combattere le nutrie perché provocano gli allagamenti. Buona giornata, ben ritrovati con 7 in punto. Apriamo anche questa mattina la pagina informativa di Telepadova 7 Gold, 25 minuti di approfondimento. Il nuovo appuntamento con un ospite già altre volte con noi. Era però venuto quando mancava ancora qualcosa al quinto ritorno in Europa. Eravamo alla fine della passata legislatura, adesso io sono stato recentemente riconfermato per la quinta volta al Parlamento europeo. Sergio Berdato, europarlamentare di Fratelli d'Italia, ben trovato con noi e come dicevo appunto un nuovo ritorno e una nuova visione dall'Europa di quanto avviene e quanto sta vivendo in questi giorni come attività diciamo parlamentare, ma anche in momenti diversi. Tra l'altro l'Europa vissuta in precedenza in Comunità Europea è una questione, ma l'Europa che stiamo vivendo in questo momento con tante tensioni è anche un'altra, quindi qualcosa effettivamente è cambiato. Ma diciamo intanto che stanno cambiando anche gli equilibri politici in Europa, perché è vero come è vero che anche in questa legislatura è stata riconfermata la guida della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che già era Presidente della Commissione nella passata legislatura, però è cambiato l'equilibrio in Europa perché in occasione delle recenti elezioni per il nuovo Parlamento europeo in quasi tutti i paesi europei c'è stato uno spostamento verso il centrodestra per quanto riguarda il consenso e quindi i deputati al Parlamento europeo nei vari Stati membri provenienti dagli schieramenti di centrodestra sono notevolmente aumentati rispetto a prima e quindi adesso noi già abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare con la Commissione e con il Parlamento europeo per fare in modo da riuscire poi ad arrivare a delle decisioni che tengono in considerazione questo segnale chiaro che è stato dato dagli elettori europei con questo spostamento verso destra degli equilibri politici e quindi ci auguriamo che durante questa legislatura si tenga in considerazione questa manifestata volontà del nostro elettorato e quindi che alcune questioni vengano affrontate con maggiore equilibrio e soprattutto con minore ideologia. Voglio ricordare che una delle cose contro le quali ci siamo battuti al Parlamento europeo durante la passata legislatura è stato il Green Deal, questo affare verde che non è certo un affare né per le famiglie né per le imprese né italiane europee, ma è un affare per le multinazionali, per i grandi gruppi finanziari che vorrebbero concentrare nelle mani di pochi soggetti la gestione del potere economico e finanziario. Il Green Deal è quello che ha portato poi all'approvazione di alcune decisioni che noi non abbiamo condiviso, contro le quali abbiamo votato, ma purtroppo allora la maggioranza era diversa. Voglio ricordare la questione dell'obbligo delle case green, cioè l'obbligo per tutti i possessori di casa di ammodernare dal punto di vista dell'efficientamento energetico le proprie abitazioni. Questo colpisce in particolar modo gli italiani perché a differenza di quanto avviene nel centro-nord Europa dove le proprietà immobiliari sono in mano ai grandi gruppi finanziari, ai grandi fondi di investimento, invece in Italia più dell'80% degli italiani ha la mania del mattone, si dice, no? Quindi di investire i propri risparmi per acquistare casa propria. Quindi specialmente noi italiani siamo maggiormente penalizzati perché questo tipo di ammodernamento necessario, secondo l'Unione Europea, per ridurre le emissioni di CO2 e quindi l'anidride carbonica da parte delle abitazioni nell'atmosfera, questo ammodernamento di natura tecnologica comporta un esborso per i proprietari di abitazioni che va dai 50 ai 60 mila euro, questi sono calcoli fatti dalla Commissione Europea, quindi ci sono delle famiglie che magari hanno le possibilità economiche per poter affrontare questa spesa che si concretizza nel cambiamento degli infissi, nell'isolamento della casa, dei sottotetti, cambiamento delle caldaie, questo per appunto ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, che viene accusata di essere la causa principale del riscaldamento globale.
poi così non è, ma di questo magari parleremo nel proseguo della... Però questo è il messaggio che transita. Quindi allora, se ci sono delle famiglie che possono sostenere questo costo, ce ne sono tante altre invece che abitano in abitazioni, in case ereditate dai padri, dai genitori o dai nonni, per dire, no? Ma magari queste famiglie non hanno neanche un reddito adeguato per garantire a se stessi, alle proprie famiglie, ai propri figli un'esistenza dignitosa. Quindi per loro il sostenere questo costo è improponibile. Cosa succede se i proprietari di queste case, che entro il 2030 devono fare questo tipo di ammodernamento sull'efficientamento energetico? Cosa succede se non hanno i soldi e non possono permettersi questi lavori? Succede che è già stato deciso che le loro abitazioni escono dal mercato, cioè non possono essere più vendute né affittate. Voi capite bene che se un 40% delle abitazioni esce dal mercato, c'è sostanzialmente un esproprio nei confronti dei possessori di queste case. Ma dall'altra parte coloro che hanno la possibilità di portare le loro case a dei livelli di efficientamento come richiesto dall'Unione Europea, questo comporta l'innalzamento esponenziale del prezzo sia di vendita che di affitto di quegli immobili, quindi un doppio effetto negativo. Quindi riteniamo che se l'Unione Europea vuole contrastare le emissioni in atmosfera di CO2 lo debba fare mettendo a disposizione le risorse, non addossando ai cittadini, ai proprietari di case l'onere di questo tipo di efficientamento dal punto di vista energetico. Questo è uno degli aspetti, ma un altro aspetto è quello della scelta di impedire che dopo il 2035 vengano immatricolate in Europa e solo in Europa vengono immatricolate i mezzi di locomozione, automobili in particolar modo, con motori endotermici, cioè con motori diesel o benzina, quindi legandoci alle batterie elettriche. Che non sono certamente al momento adesso, già adesso più del 90% della produzione di batterie elettriche nel mondo è di competenza della Cina. I cinesi producono adesso più del 90%, hanno quasi il monopolio. Ciò significa che quando noi saremmo costretti ad andare a elemosinare le nostre batterie di cui hanno bisogno le nostre automobili dai cinesi, i cinesi ci daranno quelle batterie ai prezzi e alle condizioni che vorranno loro, magari dicendoci sì, noi vi forniamo le batterie di cui avete bisogno, ma è meglio se vi forniamo anche le nostre auto elettriche, perché funzionano meglio le nostre auto con le nostre batterie. Quindi anche in questo caso sarebbe qualcosa di assolutamente negativo, oltre a smantellare l'industria automobilistica europea con tutte le conseguenze di natura economica ed occupazionale e tutto l'automotive, perché anche noi è vero che le principali case di produzione automobilistica sono o tedesche o francesi o quant'altro, ma è altrettanto vero che la stragrande maggioranza della componentistica di queste automobili vengono prodotte in Italia e quindi noi ne avremmo un danno riflesso di notevole gravità dal punto di vista economico ed occupazionale. Ma vediamo anche in Germania in questi giorni cosa sta succedendo appunto anche dal punto di vista di annunciati. La Volkswagen ha già annunciato la chiusura del 30% dei loro stabilimenti di produzione perché non riescono a reggere la concorrenza con i cinesi. Già adesso che non è ancora stata applicata la normativa, perché l'obbligo di non immatricolare veicoli con motori endotermici, quindi benzina o diesel, l'obbligo sarà a partire dal 2035, ma già adesso tutte le aziende produttrici hanno tentato di anticipare i tempi per essere pronti a quella data, ma devono constatare che purtroppo non riescono a reggere la concorrenza dei cinesi e di conseguenza sono costretti a chiudere le loro attività produttive, i loro stabilimenti, e questo con grave nocumento sia dal punto di vista economico ma anche occupazionale. Per un minuto la riporto al tema casa, perché appunto abbiamo parlato delle indicazioni Europa verso il 2030 delle case green. In Italia c'era il superbonus come provvedimento per cercare in qualche modo di dare questo efficientamento. La sua opinione invece breve su come possa invece essere finito questo superbonus? Prima di dare la mia opinione le riporto un dato. Il dato è questo, che l'aver garantito questo superbonus del 110% ha messo nelle condizioni di tante persone di convincersi che si poteva fare la seconda casa con i soldi, o ammodernare la prima casa, ma la propria villetta, con i soldi pubblici. Soldi vuol dire che chi si è rifatto la villetta lo ha fatto con i soldi anche miei, anche i suoi, via dicendo, no? E questo cosa ha comportato? Ha comportato una voragine nei conti pubblici, una quantità enorme di miliardi
che non sono ancora esattamente quantificabili, ma tutti questi miliardi che hanno spesso favorito i proprietari di seconde abitazioni, di villette, non tanto la gente comune che non poteva ammodernare la propria abitazione. A questo è l'effetto creato, quindi la voragine che è stata creata da questo super bonus 110 dovrà essere pagata non solo da queste generazioni ma anche dalle future generazioni. Adesso il ministro Giorgetti ha già preannunciato che ci dovrà essere una stretta dei tagli che ci auguriamo non siano fatti sul sociale e sulla sanità, come purtroppo hanno fatto i governi precedenti. Allora questi tagli sono causati dalla necessità di arginare questa voragine che si è creata nei conti pubblici con questo bonus 110, così come è successo con il reddito di cittadinanza, quello che noi chiamiamo la paghetta di Stato, che anziché favorire l'occupazione ha fatto in modo da convincere molti giovani che era più opportuno rimanere e conveniente rimanere a giocherellare con il proprio cellulare e seduti sul divano anziché andare a cercarsi un lavoro. Questo è quello che è successo, una voragine anche in questo caso che non ha prodotto alcun effetto positivo. Quindi sulla questione del super bonus e sulla questione del reddito di cittadinanza il nostro giudizio era e rimane decisamente negativo. Ha parlato in questi giorni, avete trattato in Commissione europea in questi giorni e la procedura di infrazione per l'Italia legata invece all'accordo con l'Albania sui migranti. È stato un tentativo, proprio siamo reduci della sessione plenaria di ottobre, la seconda di ottobre al Parlamento europeo di Strasburgo, sessione durante la quale la sinistra europea, fomentata dalla sinistra italiana, ha tentato di mettere in procedura di infrazione il governo italiano per effetto di questo accordo che è stato sottoscritto tra il governo italiano e il governo albanese. Questo accordo prevede che chi vuole entrare clandestinamente in Italia, anziché poter approdare tranquillamente in Italia con tutte le conseguenze del caso, poi una parte di questi migranti che sono clandestini, perché noi abbiamo sempre detto nei limiti della nostra capacità di ospitare delle persone che arrivano da altri paesi, noi possiamo ospitarle, ma vorremmo che ospitare quelle persone che sono funzionali anche alle nostre esigenze di natura economica ed occupazionale. Molte delle nostre imprese chiedono manodopera per poter esercitare le loro attività, ma noi vogliamo fornire manodopera che sia già preparata, che sia già formata, in modo tale che chi arriva abbia già il posto di lavoro e non sia facile vittima della criminalità organizzata che ha bisogno di manovalanza a basso prezzo per spacciare droga o per la prostituzione e quant'altro. Quindi questo accordo prevede che coloro che illegalmente vorrebbero entrare in Italia vengano temporaneamente dirottati verso l'Albania, questi centri di accoglienza che vengono finanziati dall'Italia, per poi provvedere al rimpatrio di queste persone verso i luoghi di partenza. Questo tipo di accordo che la stessa Presidente della Commissione, la von der Leyen, che noi non abbiamo votato come gruppo di conservatori e riformisti europei, quindi non ci deve nulla, anzi potrebbe magari esprimere qualche contrarietà alle nostre idee, ma la stessa Presidente della Commissione ha dovuto ammettere che il modello Italia, del governo italiano, con questo accordo con l'Albania, è un modello che va mutuato anche dagli altri paesi dell'Unione Europea. E quindi se lei stessa, che è un'avversaria politica, si è espressa in questo modo, vuol dire che un po' di validità c'era. La sinistra europea ha tentato di mettere in procedura di infrazione il governo italiano con un voto al Parlamento europeo di Strasburgo. Siamo andati al voto e fortunatamente la maggioranza, su nostra iniziativa, la maggioranza di parlamentari europei ha respinto questa iniziativa e quindi questo miraggio da parte delle sinistre di mettere in procedura di infrazione il governo italiano è naufragato, andando a cozzare direttamente contro gli scogli del voto del Parlamento europeo che ha respinto questa iniziativa. E questa è una cosa recentissima proprio, di questa settimana. Abbiamo una decina di minuti ancora per chiacchierare e vorrei portare appunto in un paio di situazioni in particolare. Una politica, il recente incontro, non era un vertice, era un incontro, una celebrazione se vogliamo del centrodestra con tanti punti toccati, tante idee anche per il futuro, visto che c'è un rinnovo anche della guida in regione o altro. Ecco, ma anche una dichiarazione importante,
Renato Brunetta, poi è stata ripresa, della possibilità di avere il nucleare a Venezia, a Porto Marghera. E questa ipotesi come la vede lei? Ma Brunetta esprime una sua opinione, poi vedremo. Noi siamo favorevoli al nucleare pulito. Noi abbiamo avuto la presentazione in Europa delle nuove tecnologie per quanto riguarda la costruzione di centrali nucleari che riescono addirittura a riutilizzare anche le loro scorie, quindi sostanzialmente sono assolutamente sicure, oltre a fornire dell'energia ad un prezzo, a un costo accettabile e senza inquinare. Questo è già quanto avviene nel resto d'Europa, vorrei dire del mondo. Noi abbiamo girato le spalle al nucleare in occasione del disastro di Chernobyl, come si ricorderà, e poi una seconda volta quando a seguito del disastro, degli incidenti di Fukushima, quando quel maremoto investì in Giappone quella centrale. Sull'onda dell'emotività abbiamo in entrambi i casi detto no al nucleare, però dobbiamo renderci conto, e l'abbiamo toccato con mano in questi mesi per effetto anche del conflitto in Ucraina, che se non riusciamo ad arrivare a un approvvigionamento energetico adeguato siamo sempre in balia dei fornitori di altri paesi europei o extraeuropei, e quindi riteniamo opportuno che si possa tornare al nucleare di nuova generazione, quindi a rischio sostanzialmente molto ridotto, e quindi creare le condizioni perché possiamo arrivare a una nostra autosufficienza dal punto di vista energetico. L'autosufficienza si arriva non solo puntando su una fonte energetica, ma un mix di fonti energetiche, tra le quali anche le fonti rinnovabili, tra quanti anche il petrolio, piuttosto che il gas e via dicendo, e anche attraverso il nucleare. Quindi un mix di fonti energetiche che possono garantire la nostra autosufficienza energetica di cui hanno bisogno le nostre abitazioni, le nostre imprese, le nostre attività produttive. Questo è quanto. Quindi che dopo queste centrali vengano fatte da una parte o dall'altra, l'idea di uno che non fa neanche più parte del governo è un'idea rispettabile, ma noi riteniamo che queste centrali possono essere collocate in territori poco antropizzati, quindi prevedendo anche che ci possa essere magari la necessità di trovare dei territori poco abitati in modo tale da poter garantire maggior sicurezza nella costruzione di queste centrali, che poi serviranno per garantire il nostro approvvigionamento energetico anche dal punto di vista dell'utilizzo dell'energia nucleare. Anche perché questa ipotetica decisione potrebbe riguardare un futuro sindaco di Venezia o un futuro presidente di regione che potrebbero essere di Fratelli d'Italia. Che possibilità ci sono da questo punto di vista? Beh, innanzitutto partiamo dal presupposto che, a differenza di quanto avveniva qualche anno fa, fino a 5 anni fa, adesso Fratelli d'Italia è il partito che ha il maggior numero di consensi anche in Veneto. Anche alle ultime elezioni europee abbiamo confermato il dato che già avevamo acquisito alle elezioni politiche, e quindi noi abbiamo preso 3 volte i voti della Lega in casa della Lega, cioè in Veneto, per dire, no? La dimostrazione che gli italiani e anche i veneti hanno dato fiducia a Giorgia Meloni e alla classe dirigente di Fratelli d'Italia all'interno della coalizione di centrodestra, perché non è che andiamo a governare da soli, quindi governiamo e ci proponiamo di continuare a governare sia il Paese che le regioni, come è successo anche in queste ore in Liguria, dove il centrodestra, nonostante l'operazione della magistratura che ha tentato di scardinare gli equilibri in Liguria, nonostante questo il centrodestra si è presentato unito e ha rivinto le elezioni in Liguria. Stessa cosa faremo anche per le regionali dell'anno prossimo, cioè del 2025, quindi noi ci presenteremo uniti come coalizione di centrodestra. Sarà il frutto di un equilibrio nazionale la decisione se a proporre il candidato governatore sarà Fratelli d'Italia o Forza Italia o la Lega. È frutto di un accordo nazionale in base al quale si deciderà quale forza politica proporrà il candidato presidente della regione, e poi le altre forze politiche coerentemente, così come noi sosteniamo i candidati governatori della Lega oppure di Forza Italia, riteniamo quanto mai corretto che, se saremo noi chiamati ad esprimere
governatore del Veneto l'anno prossimo, che tutte le forze politiche di centrodestra, così come noi facciamo con loro, con i loro candidati governatori, si comportino altrettanto correttamente come abbiamo fatto e continuiamo a fare noi nel resto d'Italia. Sia reciproco, insomma. Sì. 5 minuti e saluti. Il governatore attuale, Luca Zaia, non più tardi di un mese fa o poco più, ha parlato, era il momento appunto di alcune esultazioni, alluvioni, della necessità di eradicare le nutrie dagli argini dei fiumi. Ma sbaglio, c'è una legge regionale e chi l'aveva creata? Sì, allora ci si dovrebbe ricordare che la Regione del Veneto si è dotata, io sono stato uno dei principali promotori di questa legge, che prevede l'eradicazione delle nutrie dal territorio regionale. C'è una quantità enorme di nutrie che si è moltiplicata sul nostro territorio, che sta provocando gravi danni all'ecosistema e sta compromettendo anche la sicurezza idrogeologica. Allora, la nutria è un animale che è stato importato in Italia per la sua pelliccia, ricorderete il castorino, no? Quando si regalavano le pellicce di castorino. Il castorino è la nutria importata dal Sud America, poi il combinato disposto tra le incursioni degli animalisti che hanno liberato le nutrie dagli allevamenti perché ritenevano di non doverle lasciare in gabbia, poi quando è venuto meno l'interesse economico a questi allevamenti, perché non c'è più richiesta da parte del mercato di queste pellicce di castorino, molte di queste nutrie sono state liberate anche dagli allevatori. Cosa è successo? Che la nutria, pur provenendo dal Sud America, ha trovato l'ambiente ideale per potersi riprodurre, per potersi alimentare nel nostro territorio ed ha avuto un'esplosione demografica, quindi milioni di nutrie presenti sul nostro territorio. Sono animali erbivori che si nutrono quindi anche di colture agricole, quindi il radicchio piuttosto che il granturco, piuttosto che tutte le colture agricole vengono mangiate da queste nutrie. Ma oltre a questo la nutria per proteggersi e per riprodursi scava delle tane anche di 1 metro o 2 metri di diametro sugli argini dei corsi d'acqua. Questo indebolisce gli argini e ovviamente quando c'è una piena l'argine indebolito cede sotto la pressione dell'acqua, questo è quanto avviene. Allora questo sta succedendo con sempre maggior frequenza, non solo, è inutile dire la verità, perché oltre alle nutrie ci sono anche i tassi, ci sono anche gli istrici che hanno questo tipo di abitudine. Però cosa è successo? È successo che ci sta rendendo conto che o si riduce drasticamente il numero di questi animali o altrimenti ci troveremo tra le tante concause anche questa che va a compromettere la sicurezza delle popolazioni che sono spesso vittime delle inondazioni. Ma si può applicare questa legge già da adesso? Sì, è una legge che può essere applicata perché è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto. Io ripeto, sono stato uno dei promotori di questa legge che è tuttora vigente e che deve essere solo applicata, quindi ci auguriamo che adesso anche il Presidente della Regione in questa fase finale del suo mandato, essendosi convinto della necessità di eradicare questo roditore dal nostro territorio, applichi la legge che è stata approvata su mia iniziativa e che quindi si proceda a un'azione di contrasto, di contenimento e ci auguriamo di eradicazione della nutria dal nostro territorio. Questo con ovviamente beneficio per l'attività agricola ma anche per quanto riguarda la sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico, questo è quanto. Ecco, in un minuto purtroppo però non si parla di eradicazione ma di riduzione del livello di protezione di altre 2 specie di animali. Sì, abbiamo un altro, l'Unione Europea prevede che tutte le specie di fauna selvatica debbano essere gestite. Significa che bisogna garantire un equilibrio tra le varie specie di fauna selvatica perché l'eccessiva presenza di una specie va a danneggiamento delle altre specie, ma oltre a un equilibrio tra le varie specie di fauna selvatica anche una compatibilità tra alcune specie di fauna selvatica e le attività umane, iniziando dall'agricoltura, l'allevamento, la pastorizia, i nostri malghesi che caricano le malghe in montagna durante il periodo estivo. Allora, noi abbiamo una presenza eccessiva di alcune specie di fauna selvatica. Tra queste specie, oltre ai cinghiali, tristemente noti per la loro pericolosità, abbiamo un'eccessiva presenza, ad esempio, dei grandi carnivori, iniziando dal lupo. Anche l'orso per certi aspetti, ma mentre l'orso è collocato geograficamente in alcune regioni d'Italia o province, Trento, Trentino Alto Adige e Abruzzo in particolar modo, invece il lupo, frutto di immissioni scriteriate,
utilizzando delle risorse comunitarie, una quantità enorme di risorse pubbliche che sono state utilizzate per favorire il ritorno del lupo sul nostro territorio, ma se non si controlla l'espansione numerica del lupo succede quello che sta succedendo. Quindi noi abbiamo, pensate che in Italia noi abbiamo la popolazione di lupi più ampia rispetto a tutta Europa, cioè mettendo insieme i lupi presenti in tutti i paesi dell'Unione Europea non si arriva al numero di lupi presenti in Italia. Questo cosa significa? Significa che non si deve affrontare la questione dal punto di vista ideologico, perché il mondo animale ambientalista ha individuato nel lupo, diciamo così, il simbolo della battaglia animalista, e quindi il lupo non deve essere né toccato né reso oggetto di prelievo. In realtà il lupo, come le altre specie, deve essere gestito, quindi bisogna attuare piani di gestione e di contenimento che prevedono il monitoraggio del territorio, il censimento dei soggetti presenti sul territorio, la definizione a livello scientifico di quanti animali possono essere sopportati da un territorio, e dopodiché gli animali in esubero devono essere abbattuti. Questo lo abbiamo favorito con una decisione assunta a livello europeo, con la riduzione del livello di protezione del lupo, che attualmente era considerato una specie rigorosamente protetta, allegato 2 della Convenzione di Berna, che invece viene collocato nell'allegato 3, quindi specie semplicemente protetta. Questo tipo di azione a livello europeo faciliterà da parte degli Stati membri e delle regioni l'attuazione di questi piani nazionali e regionali di contenimento, che prevederanno la possibilità per gli enti locali di poter, attraverso del personale appositamente formato e incaricato, di poter garantire l'attuazione di questi piani, che prevedono, qualora ci siano soggetti in esubero, anche l'abbattimento di questi soggetti in esubero, per garantire appunto quell'equilibrio tra le varie specie di fauna selvatica e la compatibilità tra questi grandi carnivori e le attività umane, iniziando dall'agricoltura, l'allevamento e la pastorizia. Questo è quanto, e quindi nessuno vuole sterminare lupi o orsi, ma vogliamo garantire questo equilibrio e questa compatibilità necessaria alla presenza sul nostro territorio da parte dei nostri allevatori, che hanno sempre garantito con la loro azione la manutenzione e la cura del territorio. E questo sarà sicuramente uno degli argomenti che in un prossimo appuntamento torneremo a trattare. Grazie intanto a Sergio Bellato, europarlamentare di Conservatori e Riformisti Europei. Grazie a voi per l'opportunità, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. E grazie a voi anche per averci seguito. 7 in punto torna domattina sempre alla stessa ora. Buona giornata.